In particolare tu ti occupi delle scuole, in pratica cosa fai? In pratica da molti anni giro le scuole superiori della provincia e incontro i ragazzi di quinta, quindi quelli che stanno per compiere o hanno appena compiuto 18 anni, e spiego in modo abbastanza preciso perché mi danno un'ora di tempo, quindi ho modo di incontrarli con calma, in cosa consiste la donazione di midollo, chi può diventare, quali siano le caratteristiche, e cerco di motivarli un po' in questo senso, racconto la mia esperienza e quella magari di altri della quale sono a conoscenza, e faccio in modo che appunto questi neo diciottenni, insieme alla patente, insieme al diritto di voto, insieme a tante altre cose, possano decidere consapevolmente anche rispetto a questa possibilità. La tua esperienza qual è quella che porti? Quella di donatrice anche? Come esperienza personale ho quella di donatrice, ho avuto la fortuna di donare diversi anni fa, in un'età in cui ero molto più vicina ai ragazzi di quinta superiore, più di quanto lo sia adesso, e ho avuto la fortuna di donare ad una persona, e diciamo che questo evento, questa possibilità che ho avuto è stata comunque centrale e motivante per me nel lavoro in ADMO. Poi, essendo un insegnante anche, il rapporto in classe, il relazionarmi dentro la scuola mi viene facile, quindi questo compito, diciamo, è quello che svolgo con più entusiasmo, ecco. Con i ragazzi è facile passare questo messaggio, si dice spesso che i giovani non hanno voglia, non sono attenti, non sono motivati, è così? Non è semplicissimo perché non sono abituati, secondo me, ad avere consegnata una responsabilità importante, una scelta importante. Quando racconto la mia esperienza e quando gli pongo davanti a questa possibilità, vedo che c'è sempre, come dire, una sorta di piccolo disorientamento, come se ma davvero questa cosa adesso a me, che ho 17, che ho 18 anni, e reagiscono in modo diverso. C'è chi di fronte a questa responsabilità resta davvero un po' basito, potendo magari la scanserebbe ancora per un po' una decisione importante come questa, e c'è chi invece non vede l'ora finalmente di mettersi in gioco con qualche decisione importante. Quindi vedo reazioni diametralmente opposte. Per quanto riguarda la tua donazione, hai saputo poi se è andata a buon fine e a chi è andata? Ho avuto la fortuna di sapere che è andata a buon fine e so che ho donato a una donna. Non hai mai avuto contatti con lei, lettere o qualcosa del genere? Ho avuto una lettera molto commovente che lei ha fatto avere al registro. Ovviamente c'è una censura molto stretta. Lei ha fatto avere al registro di Genova, la quale, dopo averla censurata, l'ha recapitata a me. E quindi qualche mese dopo la mia donazione ho saputo che questa persona stava bene, ho avuto un suo caloroso ringraziamento, suo e della sua famiglia. Che tipo di donazione hai fatto? Per aferesi o quella classica andando in ospedale? Ho fatto quella di un tempo, visto che ho donato molti anni fa, alla vecchia maniera, con le 2 punture sulle creste iliache, e quindi insomma quella volta con l'anestesia. È andata bene, stai È bene? andata benissimo, sono partita il giorno dopo per il mare in tenda, ero giovanissima, però insomma è andata talmente bene che appunto il giorno dopo ero al mare in tenda.